quel cretino. La ringrazio, la ringrazio. Dunque, qui abbiamo prodotti e profumi di alta classe per serate romantiche e non. Per tutti i giorni. Sì, per tutti i giorni. Questo primo prodotto che le voglio mostrare si chiama Butter numero 5. Ma siamo sicuri che è profumo? Dal nome sembra che sì, ci mancherebbe. Sentite che profumo. Sentite i profumi del Golfo di Napoli, inconfondibili aromi della costiera amalfitana. Sentite. Senti tutti questi profumi? Io non sento niente. Ma sentite meglio. Ma perché c'è una differenza tra odorare e odorare meglio? Io annuso, ma non sento niente. È proprio qui che volevo arrivare. Questo profumo super tecnologico di per sé non emana odori, ma quando viene a contatto con la pelle esso rilascia delle fragranze a cui nessuna donna può resistere. Ma sì, perché si tratta di erbe cinesi, giapponesi che contengono una sostanza afrodisiaca. Belle come le ostriche. Ma meglio delle ostriche. Meglio delle ostriche. Ma sì. Quanto costa una bottiglia? 50 euro. 50 euro. Sì, effettivamente sono più care delle ostriche, ma il successo è garantito. Allora ne prendo 10, assolutamente. 10, perfetto, 10. Tanto non vanno male. No, però è meglio se le conserva nel frigorifero. Il profumo nel frigorifero? Sì, dimentica che il nostro è super tecnologico! Super tecnologico, sì, è vero. Dunque 10? Sì, 10, sì. Sì, ma le lascio pure tutto. Oh, mi lascia tutto? Sì, Bravo. sì. 500 euro, le faccio un assegno? Sì, va benissimo. 500 più 50 euro per il disturbo. Ah, giusto, il disturbo, giustissimo. Sì. Si becca. 500! Un altro! Scanzi, ti dirò! Ma dove vai? Ma guarda, stai demolendo una casa! Ma che vedi là dappertutto? Vai qua! È un venditore porta a posto, con la quale ho appena concluso l'affare. Profumatissimo! Profumatissimo! Vado a facciare. Lo vogliate scusare, ma è rimasto sconvolto perché abbiamo subito una rapina. Ne avete appena subita un'altra. Come scusi? No, stavo dicendo che forse è meglio che tolga sì, il disturbo, bene. Con permesso. Salve. Ed es casadas a las Gaborgos, Giusus. Già detta alla fine. Che lingua è? Ma sarà Veneto, cosa so Che io? ne so? Hai comprato la valigetta? Qua, che valigia? Me l'ha regalata la valigetta. Ma fatela qui. Guarda qua, un profumo esagerato. Non ne basta. Tutte le donne cadranno ai miei piedi. Vai qua, guarda qua. Come sentito proprio l'odore? Sì, non si apre nemmeno più. Ma se ne ho prese 10, figurati. Ah, questo sì, ma non mi sentito. Ma io non sento niente. Io non sento niente. E vedi che sei cretino, vai qua. È la stessa cosa che ho detto pure io. Questo è un profumo super tecnologico. Profuma soltanto se viene a contatto con la pelle. Dai, proviamo. Io non l'ho provato nemmeno. Oh, piano. Se lo provo un po' vocale. Forse si deve sciupare l'acqua. Vedete? Mi sento solo puzza. Ma non è profumo. Io non sento niente. Forse Pasqua ne dobbiamo mettere di più, vieni qua. Ma che fai? Se non profumo, no, ma metti tutto in Devo aspettare un po', che ne so. Aspettiamo 15 giorni così, io quindi non lo so mai. Che ne so. Dai, fa vedere a me, fa vedere. Mamma mia. Che sto facendo? Ma che fai? Ti bevi il profumo? Va bene il profumo, È il profumo questo. Tutte le donne cadranno ai miei piedi. Sai che cos'è questo? Acqua di Colonia. Acqua di sotto la fontana, questa è acqua del rubinetto. Come al solito sei fatto fa fesso. E quando avessi speso per comprare il grande profumo? No, pochi euro. E dimmi, lo vuoi sapere il prezzo? No. Ci guardami negli occhi e dimmi quanto hai speso. Si scivola. E avessi stato il tuo profumo, là. Non possiamo usare per pattinare al massimo. Ti già pezzi, come? Quanto hai speso? 550 euro. Però non ci posso pensare, ho speso 1 milione delle vecchie lire per comprare nemmeno mezzo litro di acqua naturale. Oh, nemmeno fosse acqua miracolosa. No, ma io non so figlio in questa ignoranza, non ci riesci. La verità è che tu sei troppo dormiente, dormi troppo. Se c'ero io... Invece di 10 ne compravi 20. Se c'ero io... Gli lasciavi pure qualche milione di mancia. Se mi fai finire la frase. Finisci. Se c'ero io...
C'ero anch'io. Guardate, questa era la domanda. Va, fanciullo, va. Anzi, lo sai che c'è di nuovo? Lascia qua, me ne vado io. Vai. Cerca di imparare a vivere, c'è una certa età. Fa fissi proprio come un scemo. Com'è bella la vita del milionario. Spendere senza muovere un dito. Ma perché prima facevi qualcosa? Oh, ma tu non eri uscito! Oh, perché ti do fastidio? Questa è casa mia. Mamma Dovevo andare in bagno, qua non c'è la carta igienica. Perché? Non l'ho comprata. Guardate un po', non Ho comprato il profumo super tecnologico. Che simpatico, vai qua. Ma come faccio ad andare in bagno se non c'è la carta igienica? Ma perché tu ogni volta che vai in bagno necessiti della carta igienica? No, perché tu quando devi fare l'atto grande non la usi. Vabbè, mai ti ripeto che sono un ragazzo di strada, so come comportarmi in situazioni di emergenza. Ti dico solo che in assenza della carta igienica si possono utilizzare ben altri tipi di carta. Veramente, mo le voglio sentire. No, a me non mi viene niente, non lo so, le prime cose che mi vengono in mente. La carta da regalo. Così lo incartiamo. La carta millimetrata. Così lo misuriamo. Oh, la carta vetrata. Che comodissima la carta vetrata. E non fa niente, non andiamo neanche in bagno, facciamoci altarinare sto ma tu come la fai tragica? Io per questo motivo sono entrato nel Guinness mondiale dei primati. Veramente? Sono stato per ben 29 giorni e 48 ore senza andare in bagno. 29 giorni e 48 ore. Un mese. Ufficialmente ho dichiarato 29 giorni e 48 ore. Beh, non è un mese, Pasqua. Oh. E poi Pasqua, non è possibile che stai tutto questo tempo senza andare in bagno. Io l'ho fatto, come? Ho capito, Pasqua. Tu tutto quello che dovevi spendere, no? Ti è salito qua. È per questo che ragioni così, È qui che ti sbagli, amico infame. Io ho dichiarato ufficialmente di essere stato 29 giorni e 48 ore senza andare in bagno. Ma strada che ci stava a fare? Era disponibile? Che schifo, e tu l'hai fatto per strada! Ma me l'hai portata a Valeria! È che sono un cane, come ma cane, Pasqua, un cane a confronto porta la cravatta! Oh, mamma mia, che esagerato! Esagerato! No, vado di là, vado a dormire. Dormire? No, vado a dormire. Ho capito che vai a dormire. Ti ho detto che vado a dormire. Pasqua, ma forse vai a dormire? Dove? Quello di là. Fai entrare le cose in casa e li nascondi. Sì, dall'altra parte, forse il giro. Ma non vede su. Fatti un altro giro magari. Pasqua, ma sei scemo! Ma dove stanno questo? Ma non me l'hai detto tu che andavi a dormire! Questo, ti devo dire una cosa. Dimmela. Io mi vado a tirare a dormire. Se dovesse telefonare qualcuno, in particolare una certa Barbara, lei dice che sto dormendo. No, non dire che sto dormendo, lei dice che sono sceso. Ma lei dice che sono sceso. Ho capito, quindi se capita, se telefono questa Barbara, gli dico che non stai dormendo, che sei sceso così, perché così. Ma sceso? Se telefono a Barbara, gli dici che sono sceso. Telefona a Barbara. A Barbara? A Barbara. Senza barba! Meno male, facci qua che c'è la barba. Ma la barba non ha barba, sei mai visto? Hai visto? Oh, mamma mia, tanto quel sunto sei. E comunque, vado a tirare. Allora, l'importante è che se telefono, chiunque telefoni, devi dire che sono sceso, non dire che sto telefono, capito? Ho capito, qualcuno telefona e dice che tu non sei sceso, stavi dormendo, perché sembrava brutto dire che stavi dormendo, che sei sceso. Ma no, ma stai sfuggendo? No, tutte queste cose, la situazione è semplice, io vado a dormire e chiunque telefono dice che so. Ho capito, e poi è inutile che ti fai tanti problemi, Pasqua, da 2 anni a sta parte l'unica donna che ti chiama è tua mamma. Non fare il giullone. O si dice che non ha fragore. Ma da dove sei nato? Il giullone. Ma dove sei nato? Sono nato in provincia di Napoli. In Italia? Non lo so solo che è in provincia di Napoli. Perché? In provincia di Napoli, non è in Italia. Ma io non andavo tanto bene in geografia, zoppicavo. Pasqua, tu non camminavi proprio in geografia, ma guarda. Comunque vado là e poi tu mi fai giullare. A me le donne non mi telefonano. Vengono direttamente a citofonarmi sotto casa. Perché mi sono scemo, così risparmio pure sulla bolletta. Mamma mia. Io vado di là, ricordati quello che ti ho detto. Non so. Se ne va a dormire, se ne va. Ha lavorato troppo. Non andiamo neanche in bagno. A proposito, stavo leggendo un libro di poesie, no? Dove sta? Eccolo qua. Poeta nuovo. Chi sarà mai? Edmer.
rimasta l'ultima. A Napoli. Ricordare i tuoi gloriosi secoli non è forse a me dato scrivere. Da Diachè è nata, da Roma adottata, famosa sede nelle membra tiene. Terra d'Aragona, poi Spagna fosti tu, per bellezza in capo al mondo. Con masa rivoluzione del volgo e anni duri per morte passasti. Fosti d'Austria, poi di nuovo di Spagna, come non rimembrare la Repubblica e l'età aurea vissuta con la Francia, giunta la tanto sospirata unità, mali e problemi tu conoscesti, ma la grandezza anche in questo sta, Bella questa cosa. Bellissima. Pronto? Sì, chi è? Barbara? Sì, sta qua, dove vuoi che va? Sta di là che sta dormendo. Sì, te lo chiamo subito, un secondo. Pasquale! Pasquale! Oh! Ma che vuoi? Sto dormendo, c'è una persona a te, chi? Barbara! Sapevo da te dire che non sto qua. A me? Te lo sai sognato. Pronto? Ciao Barbara. No, come mai tutto questo tempo per rispondere? No, è che il mio amico non mi trovava, sai, la casa è grande, molto spaziosa, ci si perde nei meandri. No. Ah, no, non possiamo vederci stasera. C'ho una riunione importante, sai, sono il direttore. No, non posso proprio mancare. Facciamo così. Allora, io ti mando un messaggio, nel caso mi dovessi liberare, ma non ti preoccupare che non mi libero, però nel caso dovessi liberare, aspetti una mia email, una lettera, te la mando subito, a sera stessa. Vabbè, ok? Ciao Barbara, ciao Barbara, ciao Barbara, ciao! Ho capito, stacca. Non la conosci a questa. Quando attacco con gli ciao, partono a me a 7 minuti di telefonare. Oh, ma come fa a pagare questi soldi sui ciao? Proprio scemo, ti diciamo qualcosa. Hai visto? Tu sei scemo, lo metti sempre in difficoltà. Che ti avevo detto? Di dire che non stavo qui, stavo giù. Ma a me te lo sei sognato, vai qua. Già, mi sono sognato, dai. Ti ricordi niente? Ma che tutte queste bugie qua? Ma chi è questa Barbara? Ciro. Questa è una ragazza che mi viene da dietro. Mi viene da dietro questa ragazza? Ma sei sicuro che è una ragazza? No, è una ragazza che mi viene dietro da parecchio tempo. È diversa la cosa. Hai visto? E il problema è che non mi piace. E io so anche perché non mi piace, perché è brutto. Sì, lo so, non è carino dirlo nei confronti di una ragazza. Oh, ma c'ha 20 anni e ne dimostro 60. E che? Mamma mia, Pasqua, ma che stai dicendo? Brutta. Nessuna donna è brutta, Pasqua. E poi in un rapporto l'aspetto esteriore mica è tutto. Ciro, pensi 130 kg, e le baffe alto 1,10 m. Mamma mia, oh, tu la devi togliere una pezza a questo. Per te no, non eri quello che per l'aspetto esteriore non contava nulla. Ma questi sono casi estremi, tu dovresti sposare un posto del genere. No, appunto. Appunto. Devo trovare il coraggio per dirglielo, ma lo sai meglio di me che fra il dire e fare c'è di mezzo il sale. Tra dire e fare c'è di mezzo il sale. Pasqua, tra dire e fare c'è di mezzo il mare. Oh, io che sei un infame, poi mi Ma fai il proverbio te lo conosci? Tu ce l'hai con me, di la verità, ce l'hai con me. te. Prova a ragionare, che cosa c'è nel mare? I pesci. Oltre ai pesci, che c'è nel mare? Il sale.
O io che il proverbio legge ancora? Reggi, ma guardate, non Maria concepita senza peccato, fallo peccare senza concepire. Ma che dici? Ma che vuoi? È un proverbio, è un modo di dire, lo diceva sempre il mio professore di latino. A proposito di professore di latino, ti voglio fare un test per testare la tua intelligenza. Già, un test per testare, sei sicuro? Bellissimo. Io ti faccio una domanda, no Pasqua, tu mi rispondi, hai capito? Vabbè. Sei pronto? Prontissimo. Prontissimo, allora Pasqua. Quanti sono i 4 evangelisti? Quanto tempo c'ho per rispondere? Ah, ce l'hai il tempo, Pasqua. Vabbè, ma tanti la so, ci metti lì. Allora, i 4 evangelisti sono 3. Pietro e Paolo. Questa la sapevo. Bravo, la sapete, ma guardate un po', ma come i 4 evangelisti sono 3? Pasqua, anche questo è un modo di dire, ma lo vedi? Cioè tu non riesci a distinguere un momento serio da uno drammatico, Pasqua, riesci ad essere serio nella comicità e comico nella serietà, c'è una cosa incredibile. Ah, mamma mia. Perché non è buono, mi rispondo. Ma quando sono piccolo non hanno detto 4 evangelisti, sempre andavano in chiesa, sono 3, 2, Pietro e Paolo. Pure il prete. Io lo voglio conoscere questo premio. Sarà morto. Speriamo. Era vecchio. Quando era piccolo. Che facciamo? La Pasqua, che vogliamo ma tu fare? stavi cucinando, ma perché stai facendo il ragù? Devo facere il ragù, e tanto se non cucino io che fa? Ti vuoi asciugare col grembiule? Ma tanto si sta sporcando, no, sto coso? Devo cucinare, però non ho capito che devo cucinare sempre io in questa casa, Io vorrei anche cucinare, no? Ma lo farò solamente quando a mangiare sarò da solo. Siccome a mangiare siamo in 2 e oggi è il tuo turno, è meglio che da solo. È il mio turno. Pasqua, ma io c'ero quando hai fatto questa divisione dei turni. No, l'ho fatti per te. E guarda caso sono sempre io a cucinare. Pasqua, mamma mia. Mamma mia. E mettiamo a cucinare un'altra volta. Allora ricomincia a sedere. È normale. Mica un nobile come lei può venire a dare una mano ad un umile servo in cucine così sporche. Oh, e parlando bene mi dai domani, ma quando sei malvagio? Sono malvagio. Quando me l'hai aiutata, Pasqua? Sempre. Sempre. Quando faccio le docce, ti fa le scorro docce. tutto Beh, là. lei ti fa quelle docce, mi parla di quando si fa le docce, Pasqua. Ti fa quelle docce chilometriche, lasci sempre a terra un lago d'acqua. Scusa, ma è normale che a terra nel bagno ci sia un lago d'acqua? Se vivessimo in una cantina ci sarebbe un lago di vino. Sai che bello se vivessi in un laboratorio d'analisi di urine, sai? Bellissimo. Ma come pensare? Va a cucinare, Va a cucinare, Pasqua, tu non mi dai una mano in questa casa, 2 anni che non muovi un dito. Pasqua. Non è vero! Non è vero! Cattivo! Cattivo! Quante volte è capitato che ti ho preso l'H2 che tu poggiavi a terra nel bagno, io te l'alzavo e te l'appoggiavo comodamente sul letto. Così dopo, invece di asciugare a terra, no? E lavare l'accappatoio, dovevo cambiare pure le lenzuola perché si inzuppavano d'acqua. Che bello aiuto che mi davi. Non fa niente, cuciniamo. Ma che colpa mia che non so cucinare? Ma che vuoi? L'unica volta che ho provato a cucinare, volevo fare un po' di pasta e ceci. Solamente quando mi sono seduto al tavolo ho scoperto che mancavano i ceci, l'olio, il sale, praticamente c'era solo la pasta. Bravo, Pasqua, il problema non è che non sai cucinare, Pasqua, è che non hai volontà, non ti applichi. Niente, cuciniamo. E io mi siedo. E lui si siede. Vabbè, non fa niente, sto in piedi. Madonna santa, ha cambiato su nel ressuscitore. Viene un impasto. Va a vedere chi è. Devo andare per una risposta. Ma sei pazzo? So pazzo. Torni da quel fuoco, già sta passando il fuoco, caro mio. Mamma mia, questa casa devo fare tutto io. Ma guardate, devi fare tutto lui, è incredibile. Quello non fa niente e si lamenta pure. Scassato dopo. Chi è? Salve, sono il signor Ciro di Rosa. Ciro, non può scemo. Tu non stavi qui con me, stavi cucinando, stavi facendo il ragù. Sta qua. Ciro, ma da dove sei sceso? Non t'ho visto, al balcone. Senta, innanzitutto mi diate lei e poi apre il cancello. Che fa freddo. Ma, Ciro, ma che cosa è successo alla tua voce? La sento cambiata. Senta, mi apra subito perché non ho tempo da perdere. Ciro, ma che stai dicendo? Pasqua, sto qua. Ma chi è il citofono? Sei tu. Ma come faccio? Ma da dove sei salito? Ma da dove Stai sono neanche sto nel citofono? Stai nel Ma come citofono. faccio a stare in un citofono? Pasqua? Stai giù, cioè. Ma come faccio? Non sono neanche sceso, Pasqua. Chi è? Oh, perbacco un'altra volta.
Sono Ciro di Rosa, mi apra! Veramente sono io. Scusi, no, ma che sta dicendo? Ci deve essere un errore. Io sono l'unico Ciro di Rosa qui in questo palazzo, nonché a Napoli. Forse lei è un De Rosa, di quelli sì che ce ne sono, a milioni. Senta, ho già detto anche al suo amico che non ho tempo da perdere. Apra questo portone! Io sono Ciro di Rosa e non sono di Napoli, perciò mi apra, perché dopo un lungo viaggio non ho certo voglia di scherzare. È per la lettera! Oh, stavo trovata. Avete detto proprio lettera? Ah, ma allora è il postino! Oh, il postino, non lo sapete dire subito che sei il postino, è un momento che scendo a firmare. Senta, non sono il postino. Le ripeto un'ultima volta di aprire, altrimenti sarò costretto a far forzare il cancello. No, che volete forzare? Un secondo, adesso vi apro un attimo. Sì, ma si può sapere? Brutto presentimento. No, è la tua fidanzata. Mia fidanzata? Che c'entra la mia fidanzata? Chi ce l'ha mai avuto una E fidanzata? tu hai detto che è proprio un sentimento. Asco, ho detto che è un presentimento, sento che sta per succedere qualcosa. Questa cosa vuol dire? Già Oh, sta... ma io mi devo comprare un vocabolario italiano-spagnolo. Italiano-spagnolo. È permesso? Prego. Ma siete entrati? Finalmente, dopo tante ricerche, mi trovo di fronte al mio omonimo. Si chiama Ciro. Lo so che si chiama. No, e voi avete detto anonimo. Non è che non ce l'hai il nome, si chiama Ciro. Lasciatelo perdere. Comunque, lei chi è? Ciro di Rosa! Ma incredibile, proprio come me, uguale. Piacere, Ciro. Ma voi siete sicuri che vi chiamate proprio Ciro di Rosa? No, solo io mi chiamo Ciro di Rosa. E io che ho detto? Voi vi chiamate Ciro di Rosa. Ho capito, ma io intendevo voi nel senso di voi, mica tutti voi, solo voi, riferite a voi, avete capito? Ho capito che è riferito a noi, le ripeto che sono solo io Ciro di Rosa. Lui è l'avvocato Marco Tullio Antonio Innocenti. E ho capito che al nord date del lei, noi devo del voi, quindi mi sarete dovuti rivolgere a me del voi. Oh, ma voi al nord date del voi, del lei, noi diamo del voi. Ah, e che ce può a capire? Senta, comunque non è mia intenzione ragionare sui modi di fare dei napoletani. E stasera devo rincasare. È giusto che cominci ad illustrarvi la situazione. Illustri. Innanzitutto vi dico di stare tranquilli perché la situazione non è tanto grave. Meno male, guarda, a me quel tanto ci fa stare bene. Partendo dall'origine vorrei porvi una domanda. Facile? Che cosa facile? Dico la domanda, se la fate facile? Ma che sono? Ma è buongiorno io. Sembra proprio. Allora, la domanda è questa. Che cosa state facendo? Ci prepariamo a rispondere. No, lei ha detto che ci fa la domanda.